Buona giornata, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio dedicato all'informazione sportiva. Sarebbe proprio il caso di dire come una volta i disc jockey "Thank God it's Friday", ma invece, insomma, grazie a Dio è venerdì, ce l'abbiamo fatta ad arrivare anche a questo fine settimana. È stata una settimana ancora una volta sconvolta e mutata da questo coronavirus. E allora vi ricordo www.venetoglobe.com, la nostra web TV, con il canale sportivo streamingsport.it, con la radio canale sportivo VG Radio e poi naturalmente con il digitale terrestre canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia per quanto concerne l'emittente del Nord Italia, ovvero Caffè TV 24. E allora proviamo a raccontarvi anche questa ultima giornata della settimana, prima di lasciarci e prima di lasciarvi ad un altro weekend che per gli amanti sportivi sarà naturalmente diverso dal solito. Emergenza coronavirus, vi dicevo, perché definito il prossimo weekend. E allora così: Juventus-Inter, serata di gala, tanto per non sbagliarci. Milan-Genoa, Parma-Spal, Sampdoria-Verona, Udinese-Fiorentina. Questo per quanto riguarda le partite da giocare. Lunedì Sassuolo-Brescia. I recuperi della 26esima giornata. I recuperi invece della 25esima giornata invece saranno mercoledì 18 marzo, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma. Per le coppe arriva la conferma che Inter-Getafe, andata degli ottavi di Europa League, si giocherà a giovedì a San Siro alle 21 a porte chiuse. Martedì invece toccherà all'Atalanta in Champions e andrà a Valencia a difendere il 4-1 dell'andata e lo farà anche in questo caso a porte chiuse. Si gioca in Serie B, la Serie C effettua dei recuperi, la D si ferma e si dovrebbe riprendere il 22 prossimo. Insomma, ancora sconvolto questo weekend a livello sportivo, vi ricordo sempre. Battute finali per lo sci mondiale, con Cortina che rimane in attesa del sì per le finali a porte chiuse. Si è fatto sotto già la città norvegese di Are, si è candidata alla sostituzione, però sembra che ancora in vantaggio ci sia Cortina. Potrebbe disputarsi tutto però a porte chiuse. Dovrebbe iniziare il tutto da mercoledì 18 fino a domenica 22. Invece il Livigno ha tenuto stretto e conferma lo snowboard. Via al motomondiale, domenica si corre in Qatar, ma qui vi ricordiamo è saltata la MotoGP e restano in pista soltanto Moto2 e Moto3. MotoGP che dovrebbe ripartire il 5 aprile da Austin in Texas, Thailandia invece nel mese di ottobre e se servirà, dicono, si correrà anche a Natale. Oggi inizia la Coppa Davis, è una Coppa Davis a porte chiuse, a Cagliari, con Fognini primo singolarista, poi il secondo, domani il doppio e infine gli ultimi due poi singolari della domenica. C'è la particolarità che ormai saprete, quella legata al fatto che non ci sono i raccattapalle, o meglio i raccattapalle non hanno l'asciugamano da offrire e da dare per asciugarsi appunto ai giocatori, proprio sempre per il coronavirus. Si gioca, lo ripeto ancora una volta, anche a Cagliari a porte chiuse. Per quanto concerne l'Eurolega, parliamo di Serie B con queste partite perché si giocano sabato, domani Cittadella-Pordenone ed è un match interessantissimo perché il Pordenone è ritornato alla vittoria la settimana scorsa, 2-1, e il Cittadella cerca di riportarsi nelle posizioni che più le competevano, aveva iniziato alla grande il campionato, ha avuto una fase di stasi, ma adesso insomma pare che si sia ripresa e punta decisamente ai play-off. Per Venezia-Crotone poi l'altra gara e lunedì invece toccherà al Chievo affrontare il Cosenza di Beppi Pillon. Andiamo in Eurolega per quanto riguarda il basket, è un basket Milano che ha vinto con Valencia per 83-81 ieri sera dopo un supplementare. Milano passa con una tripla proprio allo scadere del tempo sulla sirena del serbo Mikov che regala la vittoria importante. La Virtus Bologna invece in campo neutro a Belgrado contro i turchi del Darussafaka ha vinto 106-96 e ai quarti ha
affronterà Monaco, mentre Venezia se la vedrà con Malaga. Nella Champions agli ottavi Sassari inciampa e Burgos vince gara 1 per 84-81. Martedì obbligatoria la vittoria in Spagna. Nel volley in campo c'è andata l'Imoco Volley Conegliano l'altro giorno, l'altra sera a Stoccarda, netta vittoria per 3-0. Noi in carenza di servizi e in carenza di novità che possiamo comunicarvi, oltre a dirvi che si giocherà domani sera al Palaverde a porte chiuse per quanto riguarda il ritorno in campo nel campionato per l'Imoco Volley Conegliano. Allora andiamo a sentire cosa ci ha detto Santarelli e la MVP De Cruyff insieme a Rivers per quanto riguarda la gara contro Stoccarda. Intervistiamo Daniele Santarelli dopo la partita Stoccarda-Conegliano di Champions League. Siamo contenti perché eravamo fermi da un bel po' di giorni, ci mancava forse un po' il ritmo della gara, avevamo un pochino spezzato quel magico momento che stavamo vivendo, un po' temevamo il ritorno in campo secondo me e non era facile venire qui a Stoccarda con una squadra che in casa si sta esprimendo molto bene. Non a caso è fra le prime 8 di Champions. Io credo che noi oggi abbiamo fatto una bellissima prova corale, nonostante dei momenti di difficoltà sia nel primo che nel terzo set ne siamo usciti alla grande di squadra, abbiamo vinto una gara molto bene, nonostante non siamo stati perfetti, ma questo era preventivabile, diciamo, perché stando troppo fermi era facile che certe cose che fino a pochi giorni fa ci venivano molto bene avevamo bisogno solo di oliarle nuovamente. Oggi credo che in generale siamo stati buoni in tutti i fondamentali, quindi mi ritengo soddisfatto. Adesso torniamo a casa con una bella vittoria e pensiamo al ritorno. Prima però c'era la gara di campionato, finalmente ritorniamo a giocare il campionato, anche se in maniera un po' particolare, senza i nostri fantastici tifosi, e poi giocheremo il ritorno di Champions League contro Stoccarda. La sorridente Robin De Cruyff, MVP della partita di Imoco Volley Conegliano contro Stuttgart. Com'è andata la partita, Robin? Bene, abbiamo vinto 3-0, siamo molto felici, abbiamo ancora giocato, è divertente. All'inizio è un po' più difficile perché forse anche con l'emozione, ma alla fine abbiamo giocato bene, penso, contro un Stoccarda forte. Brava MVP della serata insieme all'americana Rivers per quanto riguarda la formazione dell'Imoco, vi dicevo, domani sera al Palaverde a porte chiuse. Il Benetton gioca, e potrebbe essere questa la curiosità, perché si è bloccato tutto e si è pensato anche di bloccare tra l'altro Italia-Inghilterra del 6 Nazioni che non verrà giocato. Giocano solo, per così dire, i due club di Under 14, di Pro 14, cioè Benetton e le Zebre. Benetton che è salito in Galles per affrontare i Dragons a Newport e giocherà questa sera Zebre, ancora con la possibilità di continuare a segnare il campionato, naturalmente come devono fare, come stanno facendo il Benetton. Poi ci sarà tutta una serie di recuperi, ma anche qui la cosa diventa problematica da sapere e da decidere adesso. Intanto godiamoci questa sera la compagine di Crawley che affronta Newport, affronta i Dragons. Ce ne parla anche Marco Bortolami. Sì, assolutamente Dragons venerdì sera è confermata, è una partita che arriva finalmente, una partita contro una squadra che è in forma perché nelle ultime settimane ha inanellato risultati positivi. È una squadra giovane che gioca con un buon piglio, è una squadra solida anche davanti, sappiamo che lì da loro sono sempre degli avversari rognosi, però siamo pronti a fare quello che c'è da fare per provare a portarla a casa. Ne avevamo parlato anche con il preparatore atletico, è difficile questo tipo di preparazione che siete stati costretti a fare, avete dovuto ruotare, cambiare diverse cose. Ma sì, siamo dovuti adattare in base
gli sviluppi dei programmi che abbiamo avuto in queste settimane. Chiediamo ai nostri giocatori di essere pronti ad adattarsi a qualsiasi cosa, perché dobbiamo essere pronti anche noi come allenatori, per cui insomma è stata 2 o 3 settimane così un po' che hanno variato nella pianificazione che avevamo, ma nulla di problematico. Rimanere fermi pertanto magari anche mentalmente può condizionare, oppure sono professionisti quindi non dovrebbe? No, non condiziona, perché siamo tutti coscienti di quello che ci aspetta e delle partite che dobbiamo fare. Assolutamente no, non è assolutamente una scusa o altro, e credo che in questo periodo ci abbia anche fatto comodo, perché avendo la squadra molto corta causa 6 nazioni, per fortuna 6 nazioni perché molti ragazzi sono via, insomma qualche infortunio magari che abbiamo avuto in questo periodo abbiamo avuto il tempo per assimilarlo. La squadra, la lista comunque non è molto lunga dei giocatori disponibili, ma abbastanza per affrontare questa partita al meglio. Questa è la situazione Benetton. Allora, qui siamo all'aperto, in questo caso in Irlanda, scusatemi, in Galles si gioca a porte aperte. Vi ho già detto appunto del 6 nazioni rinviato per quanto riguarda l'ultimo incontro dell'Italia, poi ce n'è un altro da recuperare con l'Irlanda. Per quello che riguarda invece gli sport al chiuso, diciamo così, nei palazzetti dello sport, allora si gioca, se la A1 femminile e maschile di pallavolo giocano a porte chiuse, il resto non gioca, cioè ci si ferma anche in questo caso con le decisioni che verranno prese dalle rispettive federazioni regionali e provinciali. Questo per quanto riguarda basket e per quanto riguarda volley. A proposito di basket, la TVB dell'Onghi dovrebbe, usiamo il condizionale perché non sappiamo più nulla veramente, dovrebbe giocare l'8 marzo proprio a Pesaro, e tra l'altro a porte aperte, almeno così sembrerebbe, poi vedremo se sarà così oppure no. La squadra di Menetti è chiamata a fare risultato o a comportarsi bene, ma sarà dura, difficile, perché non si gioca da troppo tempo oramai. Per quanto riguarda il calcio, allora il calcio per la Serie A e la Serie B, avete capito, nella Serie C maschile ci sarà, è stata già definita una maratona con un finale compresso in 43 giorni, un recupero mercoledì 11 e poi si ripartirà il 15 o il 22. Playoff che cominceranno venerdì 1 maggio, mentre l'andata dei play-out fissata per il 9 maggio, ma qui potrebbe slittare tutto nuovamente. In Serie D non si gioca, quindi A, B, C, D, questi gironi, perlomeno in questi gironi non si gioca, non sappiamo, ma pensiamo che se non ci sono grossi problemi si giocherà al sud e al centro, quindi vedremo se dei gironi giocheranno oppure no. Sta di fatto che i gironi che ci interessano da vicino, il C si ferma ancora una volta, il C dove compare anche il Montebelluna di Lele Pasa si ferma, Campodarsego in testa con 54 punti. Bloccato tutto, sembrava si giocasse in settimana, poi c'è stato il no, poi c'è stato il ni, poi c'è stato il no decisivo, e quindi non si gioca più né dall'eccellenza in giù, eccellenza, promozione, prima, seconda e terza categoria si bloccano, si blocca tutto con probabilità dal 22 prossimo per quanto riguarda la ripresa. Ci auguriamo. Si ferma anche il campionato di calcio a 5, perché proprio ieri con un provvedimento d'urgenza la Lega, riferita appunto al calcio a 5, ha fermato tutta l'attività fino al prossimo 15 marzo, rinviata anche la Final 8 di Coppa Italia. Quando parlo di rinvii per le prime squadre mi riferisco poi al blocco totale o parziale se qualcuno fa gli allenamenti, ma mi riferisco anche al blocco degli allenamenti per quanto riguarda tutte le squadre. Per esempio il Calcio Conegliano ha fatto una sua comunicazione attraverso i social, perché sembra che i social ormai dettino legge. Una volta i comunicati arrivavano con i comunicati stampa e con un servizio stampa, con un addetto stampa, adesso tutto salta anche questo, e i comunicati arrivano via social. Allora il comunicato del Calcio Conegliano dice si scusa con i genitori, si scusa con gli sportivi, blocca tutto il settore giovanile e tutte le attività. Questo non soltanto del Calcio Conegliano, ma un po' tutte le altre squadre. Chiudo pensando
passato alla Serie A2 femminile con Ponzano, che uso il condizionale dovrebbe giocare a Tortona a porte aperte, mentre tutto si sta preparando a San Velemiano, dove la Ruker Sanve scenderà in campo l'11 mercoledì nell'infrasettimanale contro Bernareggio, partita importantissima per il campionato e per la prosecuzione poi della stagione. Noi ci saremo a livello di streaming su www.venetoglobe.com, su streamingsport.it, vi faremo vedere la partita, insomma non traditeci, rimanete lì, guardateci, perché saremo per voi appunto al Palasystem di San Velemiano per una gara che tra l'altro abbiamo già trasmesso in streaming da Bernareggio, da Milano, questa partita con Bernareggio che perdemmo purtroppo, quindi c'è la rivincita da fare e la voglia di tornare alla vittoria. È tutto, vi auguro un buon weekend a livello di salute, questo è l'importante, e noi ci risentiamo lunedì.